6 mesi dopo la chiusura l'assegno non è ancora arrivato, ma le aziende non sono ripartite e in alcuni casi non lo faranno mai più. Per 28.000 siciliani dopo le polemiche della primavera la cassa integrazione è rimasto un miraggio. Circa un decimo dei lavoratori che avrebbero avuto diritto agli ammortizzatori sociali a causa della crisi economica provocata dal coronavirus è rimasto a bocca asciutta, almeno da maggio per problemi burocratici dell'INPS o per i ritardi del Ministero del Lavoro. E anche se adesso i finanziamenti si stanno sbloccando, i soldi non sono ancora materialmente arrivati a destinazione. Il problema riguarda per lo più gli artigiani. L'EBAS, la cassa di previdenza della categoria, da maggio in poi non ha avuto la disponibilità economiche per staccare l'assegno dovuto a 27.000 lavoratori siciliani dopo la cessazione dell'attività di 11.000 aziende. L'intoppo in questo caso dipendeva dal Ministero del Lavoro. Per sbloccare gli ammortizzatori sociali per questa categoria in Sicilia serviva che Roma mettesse a disposizione 1 milione di euro e il finanziamento è stato sbloccato solo all'inizio del mese e si limiteranno a coprire maggio, giugno e parte di luglio. Ci sono poi i cassaintegrati INPS. In questo caso il grosso delle pratiche è già andato in porto. Gli assegni staccati sono stati circa 250.000 e sono arrivati a destinazione alla fine della primavera dopo le polemiche sui ritardi della regione e lo scontro sulla piattaforma informatica utilizzata da Palazzo d'Orleans. Anche all'apice dello scontro a tre fra il governatore Musumeci, l'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone e l'allora dirigente del Dipartimento Lavoro Giovanni Vindigni. Si concluse con il siluramento di quest'ultimo. Adesso sono rimasti fuori circa 1.000 lavoratori per i quali ci sono problemi legati alla completezza della documentazione. Non ci sono però solo loro fra i dipendenti che attendono un via libera, ci sono anche quelli degli aeroporti di Catania e Comiso, perché nella Sicilia in crisi per il coronavirus, spenti i riflettori sull'emergenza ammortizzatori sociali, c'è ancora gente che aspetta.